andiamo a provare la GoPro 12 con la Max LED Mod in modalità 12 mm, cioè tutta aperta, e se l'inquadratura più aperta rende una velocità un po' più alta ai nostri video in mountain bike. Questo è un esempio di inquadratura con la GoPro 8 a Super View con equivalente di 16 mm. Guardate la strada. Mentre adesso sto filmando con la GoPro 12 con equivalente 12 mm. Presa 15 via Medaglie d'Oro e comincia la nostra salita per andare a fare Canalone Lele. Ecco, finita la salita di via Medaglie d'Oro, entriamo dentro il trail. Chiudiamo il motore. Permesso, grazie. Sono le prime castagne. Qua sulla sinistra ci dovrebbe essere un nuovo salto che non ho mai fatto. Vediamo. Cazzo che figata! Spettacolo. Oh, linea sbagliata. Porca troia. Andiamo un po' piano perché
sono senza protezioni. Beh, direi che il terreno è perfetto perché non vedo traccia di fango sulle mie gomme. Bene, ora spuntiamo fuori sulla presa 14 e risaliamo per andare a prendere il gongolo da sopra. Ecco qui, finito la risalita della presa 14 e giriamo a destra dal tubo blu per andare a fare il nostro gongolo. Possiamo spegnere il motore. Faccio. Cazzo che salto, non mi ricordavo più. Sono un po' arrugginito con i salti. Due salti qua, uno a destra e uno a sinistra. Pazzesco, pazzesco. Oh, mamma mia, è un po' sporchetto qua. Sporco, un po' di fango. Adesso andiamo a vedere questo punto qua che è sempre molto difficile perché si scava sempre di più. Si scava molto di... Mamma mia come è scavato. Cerchiamo di non lasciargli giù il deragliatore. Porca vacca. Fango. Guardate da dove sono arrivato giù, non so se si capisce. Qua c'è un po' di fanghiglia qua. È scivoloso, tanto scivoloso. Allora non ho voglia di rischiare. A volte è anche vero che andando piano si rischia di più, però è anche vero che bisogna un attimo controllare che il sentiero sia come te lo immagini dopo averlo fatto l'ultima volta. Come qua cambia spesso. Andiamo a destra. Sì, andiamo a destra. Aiutino. Cazzo. Oh mio Dio. C'è un canale, cazzo. È un po' qua hanno liberato la chicken line e allora io vado a fare la chicken line, un po' umidetto per farci il roccione
Comunque per il momento tutto super curato. Secondo me deve asciugare un po' per divertirsi un po' di più o sgonfiare un po' più le gomme. Porca troia, non sento più le dita. Basta, non sento più le dita. No! Eccoci.